Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti alla seconda diretta del nostro Local Lab Challenge. Scusate il ritardo, sono qualche minuto in ritardo. Siamo al secondo giorno. Ieri abbiamo iniziato ieri venerdì con una lunga diretta che io e Silvia abbiamo fatto, dove abbiamo analizzato gli errori commessi da una scuola di karate che appunto ha fatto una campagna su Facebook che aveva, diciamo, delle grosse lacune, no? Quindi abbiamo preso questa campagna, abbiamo chiesto a voi quali sono gli errori che a voi avete visto e poi appunto siamo andati ad analizzarla e a capire appunto quali sono gli errori classici che vengono fatti in modo che anche voi possiate evitare di commetterli. Ditemi intanto se mi sentite, stasera spero di non avere problemi di connessione. Datemi dei segnali, ragazzi. Aspetto commenti. Stasera sono da solo, non c'è Silvia. Faremo una cosa molto veloce, perché appunto l'esercizio di questa sera, la sfida, diciamo, di stasera, è quella di collegare WhatsApp alla vostra pagina Facebook. Ok, per chi magari non ha seguito, ok, vedo che si sente, perfetto, grazie mille. Per chi magari non si è connesso ieri, perfetto, grazie mille. Per chi non si è connesso ieri, cos'è questa challenge? È una specie di sfida, tra virgolette, no? Che ci siamo inventati io e Silvia, che parte venerdì, finisce giovedì 28, ed è un modo per farvi, diciamo, fare dei piccoli esercizi per migliorare la vostra, diciamo, situazione, magari la vostra posizione sui social, su Facebook, su Instagram, eccetera, eccetera, in modo da avere delle basi. Perfetto, grazie ragazzi per i commenti. In modo da sistemare le basi della vostra comunicazione online, ok? Stiamo facendo questo anche perché abbiamo lanciato un corso per gestire la pubblicità su Facebook, dato che più di qualcuno aveva espresso questa necessità sul gruppo. Quindi io e Silvia abbiamo creato un corso che vi permette appunto di capire in modo pratico e semplice come potete gestire le campagne su Facebook e su Instagram, chiaramente. Vi lascio qui il link. Abbiamo aperto le prevendite ieri, quindi se andate su questo link locallab.it/corso potete appunto trovare le informazioni sul corso e acquistare la prevendita. Il corso poi lo renderemo disponibile il 30 di gennaio, ok, a fine mese. Perfetto, vedo che siamo già un po' di persone collegate. Vi ricordo che se vi siete persi la diretta di ieri o magari volete anche rivedere le prossime, ho creato un'unità, si chiama, sulla pagina, sul gruppo. Trovate tale voci del menu unità. Lì all'interno trovate la voce Local Lab Challenge e lì stiamo caricando le registrazioni di queste dirette, ok? Quindi se vi perdete questa o volete magari fra una settimana tornare indietro a rivederla, basta che dovete solo semplicemente andare lì e rivedete le dirette, ok? Che altro dirvi? Vi chiedo gentilmente, dato che anche ieri tanti di voi lo hanno fatto, di invitare altre attività, altri negozi all'interno del gruppo, perché noi appunto vogliamo farlo crescere. Adesso siamo in 1450, 60, una cosa di questo tipo, però di attività locali in Italia non so adesso il numero preciso, ma ce ne sono una marea, ed è un peccato, diciamo, che tutti i contenuti, i video, le dirette che facciamo qui all'interno, che sono completamente gratuite, è un peccato che restino disponibili solo a 1400 persone, a 1400 attività, ok? Quindi se invitate altri titolari, altri colleghi all'interno, gli fate solo che un piacere. Chiaramente non andate a invitare gente a caso, gente che non c'entra niente con questo tipo di attività, con questo tipo di settore, perché non avrebbe senso. Ci teniamo ad avere un gruppo pulito, tra virgolette, ok? Quindi invitate solo i titolari o magari chi lavora all'interno di un negozio, di un'attività. Va bene? Per invitare dovete semplicemente entrare nel gruppo
Adesso qui sopra, a destra, a sinistra dovreste vedere Paolo Dallago, i segreti del web per le attività locali, quindi cliccate lì per entrare nel gruppo e in alto, subito senza anche scorrere la pagina, trovate un bottone verde con scritto invita e lì appunto cliccando invita andate a selezionare le persone che vi interessa invitare. Loro riceveranno una notifica, appunto, un invito da parte vostra. Ok, allora, cosa vediamo stasera? Aspetta che tiro via questo. Cosa vediamo stasera? Come dicevo, è una diretta molto veloce rispetto a quella di ieri, durerà appunto pochi minuti, ma è un consiglio molto importante che è quello di collegare il vostro numero WhatsApp alla pagina Facebook, ok? Questa è una funzionalità importante anche perché, premetto che WhatsApp è di Facebook, no? Per chi non lo sapesse, WhatsApp, Facebook e Instagram sono della stessa proprietà, quindi Mark Zuckerberg quando ha acquistato WhatsApp, quando è stato nel 2015-16, adesso non mi ricordo di preciso, lo ha fatto con lo scopo di aggregare tutte le sue piattaforme e farle comunicare, no? Quindi è importante cercare di interconnettere la vostra visibilità online, anche perché da WhatsApp prossimamente su WhatsApp sarà possibile collegare direttamente lo shop di Facebook. Stanno già facendo dei test in India, se non ricordo male. Quindi come potete fare? Sfruttando Facebook Shop potete appunto collegare direttamente il vostro catalogo di prodotti all'interno di WhatsApp. Quindi il cliente che vi chiede per esempio delle informazioni su un prodotto che voi vendete o su un servizio anche, che ne so, siete una pasticceria per esempio, potete inserire un catalogo magari dei dolci principali, delle torte principali più importanti che vendete, con foto, descrizioni, eccetera, eccetera. Se il cliente per esempio vi manda un messaggio per acquistare una torta e farsela consegnare a casa, voi semplicemente gli mandate una specie di link, gli arriva diciamo, la scheda prodotto, quindi lui vede la foto, vede il titolo, la descrizione, il prezzo, tutte queste cose e così voi risparmiate un casino di tempo per mandargli queste informazioni, ok? Quindi sarà possibile integrare Facebook Shop, quindi il catalogo dei vostri prodotti o servizi con WhatsApp. Non so quando sarà possibile farlo, ma penso che lo sarà a brevissimo, insomma, lo stanno testando in questo periodo, quindi sicuramente quest'anno faranno anche questa cosa. Ok, tutto chiaro fin qua? Si sente bene? Mi sentite tutti bene? Ok? Datemi dei segnali, commentate, mettete like o robe varie, che così aumenta anche l'engagement e più persone vedono questa diretta nel gruppo, ok? Allora, come si fa a collegare WhatsApp a Facebook? È molto semplice. Vi mostro, uso la nostra pagina, diciamo, di Local Lab che abbiamo creato da poco, quindi dobbiamo ancora fare questo collegamento. Allora, voi dovete appunto entrate nella vostra pagina Facebook, ok? Quindi vedrete una cosa di questo tipo perché voi siete gli amministratori e vedete, diciamo, tutte le impostazioni e le configurazioni che si possono andare a personalizzare, no? Ok, quindi scorrete questo menu qui a sinistra, ok? Fatelo magari, potete farlo anche da telefono, penso, sì, ma è indifferente, insomma, fatelo anche da PC. Andate in impostazioni. Scusa, no, andate, scusami, su WhatsApp, che è qui, questo qua, c'è direttamente la voce, e qui appunto andate a inserire direttamente lasciate appunto il prefisso internazionale che dovrebbe darvi Italia direttamente e qui andate a scrivere il vostro numero, scrivo numeri a caso, insomma, andate a inserire il vostro numero di telefono WhatsApp. Cliccate su invia codice e lui appunto vi manderà un codice per confermare che siete voi effettivamente i titolari di questo numero. Io vi consiglio se non l'avete già fatto, di attivarvi WhatsApp Business perché partite subito col piede giusto, ok? Io ho già fatto una diretta abbastanza lunga su WhatsApp Business
e vi metto qui il link. Vi metto qui il link dove potete andare a vedere il video. Allora, locallab.it, raccolta -video. Qui, oltre al video di WhatsApp, potete vedere anche altri video che abbiamo fatto. Qua c'è la raccolta di tutte le dirette che abbiamo fatto da marzo 2020, quando è partito questo gruppo insieme a quell'iniziativa Torniamo Presto, no? Torniamopresto.it, che abbiamo lanciato per aiutare le attività locali a raccogliere denaro, insomma, nel momento di difficoltà più estremo che è stato il lockdown di marzo-aprile. Quindi da allora ci sono dirette molto interessanti che abbiamo fatto. Adesso non mi ricordo neanche più quante sono, ma saranno almeno forse 30-40 video. E qui all'interno, su questo link che vi ho messo, locallab.it/raccolta-video, basta che scriviate il nome e la mail e vi arriverà l'accesso gratuito a tutti i video che abbiamo fatto. Ok, qui trovate appunto anche quello per attivare WhatsApp Business. Non è una cosa complicata, però insomma abbiamo fatto un video apposta per spiegarvi nel dettaglio quali sono anche i vantaggi di passare da WhatsApp normale a WhatsApp Business, cosa che è fondamentale per un'attività. Vi sconsiglio assolutamente di usare WhatsApp da privato, tra virgolette, perché WhatsApp Business, oltre ad essere gratuito, vi dà anche una serie di funzionalità molto utili, di automazioni, di messaggi automatici che potete impostare, potete appunto integrare il catalogo di prodotti, eccetera, eccetera. Quindi partite subito col piede giusto. Ok, poi quello che succede è questo. Vi mostro ad esempio la pagina di un mio e-commerce che è Illuminazione d'Epoca. Quello che compare è questo bottone, ok, questo qua, WhatsApp. Quindi se un cliente entra sulla vostra pagina Facebook, clicca su WhatsApp e gli apre direttamente l'applicazione di WhatsApp per mandargli un messaggio. Voi potete anche preimpostare un messaggio automatico, eccetera, eccetera. E poi potete anche sfruttare le campagne pubblicitarie che rimandano direttamente a WhatsApp. Non so quanti di voi magari adesso abbiano già iniziato a fare delle campagne pubblicitarie su Facebook o su Instagram per la propria attività. Sapete che appunto ci sono parecchie funzioni, tra cui quella di mandare per esempio l'utente, il cliente, su un sito, sulla vostra pagina Facebook. Potete fargli vedere delle immagini, delle gallerie di immagini, potete, che ne so, mandarlo su Messenger, quindi farvi mandare un messaggio tramite Messenger, che è il sistema di messaggistica di Facebook. Potete anche collegarlo direttamente a WhatsApp. Ok, quindi fate, per esempio, tornando alla pasticceria, che ho fame e devo ancora mangiare, quindi mi viene in mente la pasticceria o un ristorante che fa asporto. Potete ad esempio in questo orario potreste fare una ads, quindi una campagna. Facciamo la pizzeria, quest'ora è buona, la pizzeria da sporto. Io potrei fare una campagna pubblicitaria dove faccio una bella foto di una pizza. Fate bene le foto, ragazzi, ok? Non pubblicate foto alla cazzo di cane, magari anche quelle prese su internet, no, scopiazzate in giro. Fate delle foto fatte bene anche col vostro cellulare, perché i telefoni ormai fanno delle foto veramente belle, non occorre che per forza facciate un servizio fotografico. Procurate molto le immagini, fate una bella foto, per esempio, della pizza, bella fumante, e sponsorizzate questo vostro prodotto, e potete ad esempio dire: hai fame di pizza? Te la consegniamo in 30 minuti, geolocalizzate solo la zona vostra, potete mettere, non so, un raggio di 2-3 km dalla vostra attività, e mandare il cliente direttamente su WhatsApp. Quindi quando vede la vostra ads su Facebook, okay, scorrendo, vede la bella foto della pizza, gli viene fame, ci clicca sopra, viene reindirizzato a WhatsApp, dove magari avete anche già preimpostato un messaggio,
come dire, potrete dire vorrei ordinare la pizza, così lui sa già che deve scrivervi che tipo di pizza vuole, vi arriva il messaggio e poi lì appunto il cliente viene reindirizzato da Facebook direttamente al vostro WhatsApp. Ok? Bene. Allora, caso vacanze piccole noce, dalla mia pagina non vedo l'etichetta WhatsApp, come hai fatto a vedere tu? Perché non vedi WhatsApp? Fammi vedere. Non so se sia una cosa che va attivata, ma in teoria dovresti vederla. Sei sicuro o sicura di essere andato in questa... Aspetta che ricondivido. Sei andata nella tua pagina Facebook, ok? E dovresti vederlo qui. Dovresti vederlo qui, ok? Non mi sembra sia una cosa da attivare. Mi sembra di no, almeno fammi vedere se per esempio qua nelle impostazioni. No, dovrebbe essere una cosa attivabile per tutti, o forse dipende dal modello di attività che hai scelto, però no, penso che sia attivabile per tutti. Fammi sapere se sei andato in quella pagina lì. Ok, ci sono domande? Ci sono domande riguardo a questo? È una cosa abbastanza semplice, quindi immagino sia tutto chiaro, però se avete bisogno di chiarimenti a riguardo fatemi sapere. Altrimenti, insomma, la diretta finisce qui perché appunto è una cosa molto, molto semplice, un'istruzione molto semplice, però è un consiglio che è molto importante e vi consiglio di applicare perché ci vuole un attimo ed è molto utile. Ok? Allora, io vi do appuntamento a domani sera sempre alle 21. Il consiglio, la sfida o l'esercizio che vi dovrete fare domani per partecipare e continuare a questa Local Lab Challenge è una cosa molto molto tattica. Vi insegnerò un trucchetto, ok? Un trucchettino per invitare le persone che hanno interagito con i vostri post o con le vostre campagne, quindi chi ha messo like, anzi solo chi ha messo like, sì, perché funziona mi sembra principalmente con chi ha messo like. Quindi voi avete per esempio pubblicato un post, magari è stato condiviso, quindi è stato visto anche da altre persone, da altri utenti che non sono vostri follower su Facebook, oppure avete fatto una campagna pubblicitaria e persone hanno cliccato sul like, quindi sono persone che comunque hanno interagito, hanno dimostrato un interesse verso la vostra campagna, potete invitarle in automatico a diventare follower della vostra pagina. Quindi qui non stiamo parlando di invitare gente a caso, sapete che voi potete banalmente, potete in modo molto semplice cliccare se volete aumentare i follower della vostra pagina, potete andare su amici, sui vostri amici e selezionarli tutti, avete 2000 amici, li selezionate tutti e viene sparato un invito a tutti gli amici a seguire la vostra pagina, ok? Questa è una cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare perché i vostri amici potenzialmente, probabilmente non sono anche i vostri clienti, ok? Quindi voi state andando a invitare persone che non sono il vostro target a seguire la vostra pagina. Quindi cosa vuol dire? Che quando voi andrete a pubblicare un post, un video, un commento, una foto, eccetera, ci sarà probabilmente poca interazione e quindi l'algoritmo di Facebook andrà a penalizzare, tra virgolette, il vostro post, quindi lo farà vedere a poche persone perché le persone a cui lo fa vedere non sono interessate direttamente ai vostri prodotti, ai vostri servizi, ok? Quindi ecco, vi aspetto domani alle 21. Vi mostrerò appunto questa funzione, è molto semplice, anche questa sarà una diretta molto, molto rapida. Vi mostrerò uno strumento che dovete attivare, diciamo, non è un software da installare, è semplicemente una cosa da aggiungere al vostro browser che vi permette di andare a invitare in automatico
chi ha messo mi piace ai vostri post, ai vostri video o alle vostre foto, a diventare follower della vostra pagina. Ok? Bene, ragazzi, ci vediamo domani. Vi ricordo appunto che le prevendite del corso sono aperte fino a il 30, anzi no, scusate, il 29 di gennaio, poi chiuderemo e il corso non sarà più disponibile, quindi andate, se vi interessa appunto imparare come fare campagne su Facebook e su Instagram e gestirvele in autonomia senza avere agenzie esterne, questo è un corso che vi consiglio. Ok? A domani, buona serata, ciao ragazzi.